Questa è la storia di Carlo Ghega, uno dei più brillanti ingegneri civili del XIX secolo e autore della prima linea ferroviaria alpina d'Europa, oggi patrimonio UNESCO. Carlo nasce a Venezia nel 1802 da una famiglia albanese originaria di Scutari, città che era sotto controllo della Serenissima fino al 1479, quando venne conquistata dall'Impero Ottomano. Dotato di un'intelligenza straordinaria, riesce a laurearsi in ingegneria all'Università di Padova a soli 17 anni, va poi ad abitare a Villalegre ad Oriago. Ottiene diversi incarichi in Veneto, all'epoca parte dell'Impero Austriaco, tra i quali lo studio e regolamentazione del Brenta, la sistemazione idraulica dei bacini fluviali del Veneto orientale e la progettazione della strada Alemagna, tra Cortina e Dobbiaco, un'importante opera che dimostra la sua abilità nell'affrontare il territorio alpino. Ghega si avvicina presto al mondo delle ferrovie, prendendo parte ai primi studi tecnici per la realizzazione delle linee tra Venezia e Trieste e delle linee interne tra le principali città venete. Il suo approccio influenzerà molto gli ingegneri, soprattutto nella progettazione delle tratte montane. Carlo Ghega si trasferisce poi in Austria, dove si occupa di opere idrauliche e di grandi infrastrutture. Viene incaricato di progettare la ferrovia alpina del Semmering per unire Gloggnitz e Mursuslag attraverso le imperve montagne della Stiria. Realizzata tra il 1848 e il 1854, questa tratta di 41 km è la prima ferrovia a scartamento normale a superare le Alpi, diventando un capolavoro di ingegneria ottocentesca e un simbolo del progresso tecnologico dell'impero austriaco. All'epoca molti tecnici ritenevano impossibile far viaggiare treni a vapore attraverso le montagne. Carlo Ghega sfida lo scetticismo del suo tempo e trasforma in realtà ciò che per molti sembrava irrealizzabile. Nel 1851, per riconoscere i suoi meriti, l'imperatore d'Austria gli conferisce il titolo nobiliare di Ritter von Ghega e lo nomina ispettore generale delle ferrovie imperiali. Carlo muore a Vienna nel 1860, lasciando un'eredità tecnica che viene studiata e ammirata ancora oggi in tutta Europa.